Ci troviamo oggi davanti a due strutture quasi del tutto completate. Come sono andati avanti i lavori fino ad oggi? Ma i lavori sono andati avanti direi bene, nel senso che gli unici ritardi che ci sono stati rispetto alla programmazione sono stati legati alla fornitura di materiali da parte delle aziende che in parte hanno risentito della situazione critica che c'è a livello nazionale e internazionale. Però i lavori ormai sono giunti al termine, tant'è che gli infissi sono stati messi, le linee elettriche sono state posizionate, il 18 luglio verrà arredata grazie agli arredi per casa Renato Sartor donati da soci e dal Rotary di Conegliano e gli arredi del centro diurno Giobatta Gregolin donati dalla famiglia Gregolin. L'idea, poi ci saranno le finiture, compreso togliere questo materiale per terra, seminare l'erba, è di trasferirci qui i primi di settembre con i bambini e quindi cominceranno ad andare a scuola abitando nella nuova casa e verso fine settembre, compatibilmente con Vescovo Zaia e tutto l'apparato che è giusto invitare, il sindaco di Conegliano per primo, insomma, il quale va ricordato ci ha concesso questo terreno incomodato gratuito per 50 anni, quindi è una cosa molto importante. Fra 50 anni questo però sarà suo, ovvero della comunità. Non mi sono preoccupato di cosa mi succederà fra 50 anni. Ecco. E c'è anche una bella collaborazione per quanto riguarda i murales che verranno sulle due strutture. Sì, allora praticamente dove si vedono ancora dei mattoni a vista verranno creati degli angoli come si intravede giù da basso. Abbiamo avuto la fortuna di contattare un'associazione di Oderzo, si chiama Cantiere Misto. Fra l'altro loro sono quelli che hanno realizzato tutti i murales nella zona Zanussi a Conegliano. Ci hanno presentato un paio di bozzetti, ovviamente i murales saranno ricavati con soggetti, bambini che giocano, bambini sull'altalena, bambini che guardano giù dicendo chi sei tu, e quindi questo dovrebbe rendere gradevole ai nostri piccoli ospiti la loro nuova casa, ma soprattutto rendere anche omaggio al quartiere, nel senso che offriamo un'immagine di finezza e di completezza con l'attività che svolgeremo qua, insomma.